Oggi siamo a Cairano San Marco in compagnia di Patrizia Pozzobon, titolare della Captura, un'azienda che si occupa di disinfestazione, ma quest'oggi ci spiegherà la differenza fra disinfezione e disinfestazione, perché in questo momento una delle azioni maggiormente richieste dai locali pubblici è proprio quella di avere una disinfezione, di pulire i vari ambienti. Sì, allora è bene fare una distinzione per dare la giusta informazione agli utenti. La disinfestazione è un insieme di azioni rivolte a animali e insetti per ridurne la presenza quando questa può mettere a repentaglio la salute psicologica e fisica delle persone. La disinfezione invece è un altro genere di attività che può essere svolta dall'azienda che fa pulizie e disinfestazioni. La disinfezione è un insieme di azioni volte a disinfettare l'ambiente, le superfici, gli oggetti, ovvero debellare o ridurre al minimo possibile la presenza di agenti patogeni come i virus, i batteri, i funghi, le muffe, le spore, quindi non animali. Quante sono le richieste che in questo momento di emergenza per la diffusione del Covid-19 anche in Regione Veneto stanno arrivando dal territorio per la disinfezione? Allora, stanno arrivando, devo dire che me ne aspettavo di più lunedì mattina quando siamo arrivati in ufficio perché sembrava fosse scoppiata la guerra. In realtà c'è un piccolo problema che le aziende hanno chiuso e quindi anziché provvedere, approfittare di questo periodo di chiusura e di assenza di personale alle operazioni di disinfezione, stanno aspettando. In ogni caso ne stiamo ricevendo. Io tra l'altro ieri, aderendo all'iniziativa dell'Associazione di categoria IDP, ho mandato una lettera alla Protezione Civile del territorio mettendo a disposizione l'azienda, essendo fornita di attrezzatura e soprattutto di personale formato per affrontare questo genere di interventi. Quindi come azienda di pubblica utilità, la nostra si è resa anche disponibile a dare una mano e contribuire nel territorio. Comunque anche stamattina abbiamo ricevuto un'ulteriore richiesta, adesso stanno arrivando, infatti ci siamo proprio organizzati. Per locali di piccole dimensioni, quante persone sono necessarie per una disinfezione totale? Allora, sicuramente, allora la piccola dimensione può anche essere sufficiente un operatore, però per una questione di sicurezza che io devo assicurare i miei operatori ovviamente e devo rispettare anche le normative, è sempre opportuno che ci siano 2 operatori. In ogni caso non sono solo gli esercizi pubblici intesi come bar, ristoranti, pizzerie a dover fare questo genere di interventi, sono anche le aziende, perché le aziende hanno l'obbligo di garantire ai loro collaboratori un ambiente salubre. L'8108 lo dice in maniera molto chiara. Quindi un po' tutti i datori di lavoro dovrebbero provvedere ad azioni di disinfezione degli ambienti di lavoro, anche le linee di produzione ci stiamo proprio organizzando per rispondere a delle richieste anche di questo genere. Fanno vedere per televisione queste scene girate in Cina, a Wuhan, di questi cannoni che erogano di tutto. La mia preoccupazione è, ma quelle cose che vengono erogate, queste sostanze, dove vanno a finire? È vero che noi dobbiamo pensare all'incolumità delle persone, ma dobbiamo fare anche ragionamenti a lungo termine, non dobbiamo adesso farci prendere dalla follia e metterci a disinfettare e sanificare, per esempio, il ciglio della strada. Io immagino che nessuno si andrà a leccare l'asfalto. Piuttosto cerchiamo di disinfettare le panchine dove le persone si siedono, i luoghi dove le persone possono mettere le mani e poi magari se le mettono in bocca. Perché, ripeto, noi ci teniamo a far presente che il rispetto per l'ambiente è fondamentale, soprattutto in queste circostanze. Quindi noi proponiamo la fase completamente ecologica, quindi la sanificazione con erogazione di calore, il vapore sovrasaturo da 105 gradi a 180 gradi, ovviamente lì dove è possibile, perché rischi anche di rovinare le cose.
C'è la disinfezione meccanica, ovvero il disinfettante, seguendo le linee guida che ha emanato il Ministero della Salute, per tutte quelle parti tipo la cornetta del telefono, la tastiera del computer, le superfici dove le persone lavorano, o il banco bar, i tavoli, le seggiole. Dopodiché noi saturiamo l'ambiente con una nebbia di sostanza appunto disinfettante, per arrivare anche alle pareti verticali, alle tende, a tutte quelle parti che con gli altri due sistemi non abbiamo raggiunto. E poi io consiglio sempre di utilizzare carta piuttosto che panni, perché poi bisogna lavarli e c'è tutta una complicazione. Invece la carta, ovviamente poi c'è il problema dei rifiuti, e anche la gestione del rifiuto che si produce deve essere fatta in maniera corretta, perché è carta, ma non da rifiuto urbano. Qua c'è il suo codice, bisogna gestirla in maniera corretta.